Quanto tempo? 6 minuti, onorevole Sala. Presidente, onorevoli colleghi, mi fischiano oggi un po' le orecchie, soprattutto da parte del centrodestra, ma è bene chiarire la nostra posizione. Se voi pensate di far scattare questa banale trappoletta, credo che state vivendo un momento di allucinazione. IRS è qui, che ha firmato un patto ed è coerente con quel patto, col centrosinistra, ovviamente con le sue visioni di diversità, che non ci neghiamo, che non ci nascondiamo nel voto segreto, non facciamo imboscate, ma giochiamo a carte scoperte. Penso che questa allucinazione è molto simile a quelle periferie allucinate che avete costruito a Milano, a Gallarate, a Busto Arsizio, a Olbia. Noi abbiamo semplicemente un'altra visione, su due visioni che si stanno confrontando in quest'Aula. Una visione conservativa, da conservatori, da una visione vecchia, che è dimostrata dall'andamento dello sviluppo edilizio, una bolla inesistente, dove centinaia di migliaia di case sono invendute, dove centinaia e migliaia di case stanno perdendo valore. E qui si vuole insistere ancora nell'aumento di volumetria. Noi siamo assolutamente, diametralmente opposti a quella visione. Abbiamo un'altra visione moderna, che è portare quelle case in disfacimento da classe C a classe A, dandogli dignità, dandogli un aumento di valore del minimo del 30%. Avere una visione moderna dove ce lo indica la comunità europea, ce lo indicano le migliori nazioni d'Europa e parlano di efficientamento energetico, di risanamento, di ristrutturazione. Fatto 100 miliardi in Italia di sviluppo edilizio, il 75% è concentrato su efficientamento energetico, risanamento e ristrutturazione. Queste sono le due visioni. Io sono qui come consigliere e sono pagato per dare consigli a quest'Aula, rispettando quella fetta di popolazione che ci ha dato quelle indicazioni. Non è che Gavino Sale si è sognato questo, no, abbiamo indicazioni delle persone, di chi ha famiglia, di chi ha case, di associazioni come il CNA che ci forniscono questi dati, di imprenditori. Abbiamo l'esperienza di Friburgo che con l'efficientamento energetico ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro, sto parlando della Germania. Queste sono le tendenze generali, tra una visione progressista, vera, che si inserisce in una visione di una sinistra mondiale, democratica, popolare e progressista, e una visione retro che fa parte dei peggiori think tank conservatori americani. È evidente che quella filosofia è definitivamente morta, è passata, e però qualcuno ancora chiede di insistere in questa allucinazione collettiva che non farà altro che danno alla nazione sarda. L'altra visione siamo venuti qui a portare come contributo a questo centrosinistra e vogliamo che questo centrosinistra sia forte, che sia coeso su due forme. Una, come visione politica e traiettoria politica nuova. Secondo, come metodo, perché l'intelligenza, la sensibilità, la capacità imprenditoriale è fora. L'abbiamo detto già altre volte. Se noi 60 pensiamo che abbiamo il quoziente di intelligenza superiore a altri 1.600.000, abbiamo sbagliato completamente direzione. Siamo un branco di presuntuosi. Credo che l'ascolto, la metodologia della decisione
partecipata sia fondamentale e ce lo stanno urlando e io lo urlo in quest'Aula, di sentire le esigenze di chi veramente conosce profondamente il settore, di chi ci lavora e chi auspica davvero uno sviluppo migliore che non è più nella speculazione ma è esattamente nell'opposto. Questo è per chiarire la posizione di IRSI rispetto al centro-sinistra che vuole portarci in chissà quale conflitto. No, noi siamo coerenti e siamo leali al patto che noi abbiamo sottoscritto e il nostro è semplicemente un contributo diverso, ma un contributo per tutta la nazione sarda. Grazie. Grazie onorevole Sale.